Oggi è un giorno importante per Agrigento, conosciamo tutti noi i disagi che noi agrigentini e noi cittadini del territorio abbiamo per raggiungere gli aeroporti più vicini. Io ringrazio il Presidente Schifani che è accanto, è sempre stato accanto a questa nostra comunità, ringrazio l'assessore Rigori, ringrazio la direttrice e il direttore di Trenitalia, ringrazio tutti coloro i quali hanno voluto fortemente questa infrastruttura. Io penso che questo è il primo passo. Agrigento capitale italiana nella cultura 2025 avrà un mezzo fondamentale affinché non solo noi del territorio ma anche i turisti potranno raggiungere in maniera molto molto più agevole la nostra città, la nostra provincia. E non dirò mai di ringraziare il Presidente. Sin dal primo giorno della nostra proclamazione il Presidente dell'intera giunta regionale è stata al nostro fianco, si è mossa come Agrigento e lo è, fosse l'intera Sicilia. A questo punto quindi in conclusione non voglio farvi perdere tempo, voglio fare mia una frase della scrittrice francese Edmond Charlotte. Quando venne per la prima volta in Sicilia, dopo essere stata a Siracusa, Palermo e per Agrigento disse nel bene e nel male la Sicilia è l'Italia del superlativo. Io lo voglio fare mia, voglio dire nel bene e nel male Agrigento è la Sicilia superlativa. È una bella giornata come tante giornate in cui si avvia qualcosa di importante per la nostra regione. Stiamo lavorando a pancia in giù quotidianamente, senza pause, senza sabati, senza domeniche, per fare in modo che la nostra terra cresca sempre di più. Questo è il nostro impegno. Lo realizzo attorniato da un'ottima squadra di assessori con una maggioranza compatta che non ha mai dato problemi se non quelli apparentemente evidenziati dal giornalismo, che deve fare naturalmente la sua parte, ma sono piccoli contrasti relativi a questioni localistiche che trovano sempre composizione nel senso della responsabilità. Ci avviamo a concludere questa sessione di bilancio, ho ribadito che faremo la nostra parte, la Commissione finirà sicuramente entro i tempi prefissati il proprio lavoro, poi ci sarà l'Aula, saremo presenti in Aula, lavoreremo con serietà, con senso di responsabilità, ascoltando anche le proposte dell'opposizione. Certo, se l'opposizione dovesse assumere posizioni barricadiere da ostruzionismo, secondo me farà un male a se stessa e forse farà un male alla Sicilia. Noi non ce ne faremo una ragione, ascolteremo le proposte dell'opposizione, qualora queste dovessero essere costruttive lo faremo con impegno come abbiamo sempre detto. Lei sarà spesso presente ad Agrigento? Beh, Agrigento Capitale della Cultura mi obbliga, lo dico con affetto, ad essere presente qui. La manovra ha previsto già 10 milioni per implementare l'aspetto urbanistico di questa città, le coordineremo queste spese assieme naturalmente all'amministrazione comunale, verificheremo a che punto è la questione relativa alla costituzione della fondazione che mi pare ritardi un poco, cercheremo di metterci un occhio ma in una logica naturalmente collaborativa, non tanto di controllo. La lettera del Ministro Salvini che significato assume? Cosa? La lettera del Ministro Salvini. La lettera del Ministro Salvini dà una panoramica di quelli che sono gli investimenti previsti per tutto il Mezzogiorno. Presidente, sulla provincia resta un sogno, Presidente. Scusate. L'aeroporto in questa provincia? Non sento. L'aeroporto in questa provincia? Beh, diciamo che se ne parla ma non è all'ordine del giorno. Allo stato attuale si è parlato tanto dell'ampliamento dell'aeroporto di Catania, si parla di Palermo, va bene, si parla del potenziamento del Comiso come cargo, come aeroporto cargo. L'aeroporto di Agrigento non è all'ordine del giorno, ma ciò non significa che non se ne possa discutere naturalmente, non lo escludo, non mi sento di escluderlo, però siccome sono una persona pragmatica, cerca di parlare poco e realizzare di più, per cui il momento in cui ci sarà un tavolo che studierà questa esigenza anche sotto il profilo del marketing, della possibilità della comunicazione con il resto del Paese, nulla vieta che si possa discutere, ma tutto va concertato a questo punto con il Governo nazionale e con l'ENAC. È intervenuto sull'Agrigento-Palermo in compiuta, proprio ha detto che farà il possibile. Domani faremo il punto, domani sarò a Roma per vari incontri, tra cui anche quello con i vertici ANAS con i quali mi confronto, parleremo più che altro per la messa a punto della 19, quindi, però già ho accennato ai vertici ANAS che dovremo aprire subito un dossier sulla Palermo-Agrigento e da domani cominceremo ad accentuare il focus su questa arteria, questo è l'impegno del Governo. Dottoressa,
Una battuta su questo collegamento: avete fatto tanto come ferrovie in sinergia, diceva lei, con la Regione? Sì, 4 nuovi collegamenti Agrigento-Aeroporto, 4 collegamenti importanti per i pendolari, per i lavoratori che vanno anche negli ospedali, perché gli orari sono stati pensati per servire un po' tutte le attività che circondano il comprensorio di Palermo, per gli studenti, ma anche per tutte quelle persone che vengono ad Agrigento nel proprio tempo libero, che possono raggiungere direttamente l'aeroporto in 2 ore e 30 e non 3 ore e 16 come prima, quando con i collegamenti che hanno l'interscambio a Palermo Centrale. Per quanto riguarda i costi? I costi sono i biglietti, è la sommatoria dei 2 biglietti che come prima, quindi non ci sono aumenti e quindi ora l'importo è 10 euro, però i costi sono quelli di prima. Quanti saranno le corse? Giusto Sono 4 collegamenti, uno la mattina alle 5.50 e l'altro alle 10.50, quello che prenderemo in partenza, e a rientro alle 13.40, 17.40. Orari studiati non solo per chi si sposta nel proprio tempo libero, ma pure per i pendolari, i lavoratori e gli studenti. Sì, è un tratto fondamentale per la mobilità in Sicilia, non soltanto per la provincia di Agrigento, ma anche la possibilità di collegare il grande flusso turistico che nel frattempo, in questi mesi, in funzione di Agrigento capitale della cultura, implementerà a dismisura. Quindi la Regione siciliana, il governo Schifani, sta facendo la sua parte con atti concreti. Abbiamo stanziato in questa prima fase 800.000 euro, quindi il servizio costerà circa 300.000 euro al mese, 2 coppie di treni che partiranno al giorno in andata e ritorno e serviranno non soltanto a livello turistico per arrivare alla stazione aeroportuale, all'aeroporto di Palermo, ma anche collegare la stazione centrale di Palermo ed anche la cittadella universitaria. Quindi pensiamo anche ai migliaia di studenti che si recheranno ogni giorno a Palermo, potranno arrivare direttamente alla stazione di Stazione d'Orleans, che sarà funzionale all'arrivo all'Università di Palermo. Ringraziamento per il suo lavoro, dottore Di Micheli. Sì, sono molto contento perché noi siamo quelli che lavoriamo, diciamo, dietro le telecamere, però i risultati non si raggiungono mai da soli, quando si è in squadra, e devo dire che l'assessora Ricò, quando io ho presentato questo progetto, mi ha subito dato l'opportunità di realizzarlo, assicurandomi la copertura finanziaria, e quindi siamo stati, diciamo, agevolati da questo progetto, anche perché Agrigento sarà la capitale della cultura, e anche se non abbiamo fatto una pre-informazione, devo dire che il successo è veramente grande. Seguiranno altre novità e saranno, però non li voglio anticipare perché siamo in studio altri collegamenti che ancora di più collegheranno velocemente la città di Agrigento con tutti e 2 gli aeroporti e con altri treni.